Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda questo spazio informativo. Andiamo a vedere dunque le ultimissime dalla Friuli Venezia Giulia. Partiamo con la notizia di cronaca. I vigili del fuoco di Latisana assieme ai colleghi del distaccamento volontario di Codroipo al lavoro nella notte per un incendio che ha interessato un deposito attiguo a un'abitazione a Varmo. I danni, grazie al pronto intervento dei pompieri, limitati al deposito con l'attrezzatura al suo interno inutilizzabile. Le cause sono in corso di accertamento, si esclude l'ipotesi dolosa. E adesso cambiamo argomento, parliamo di economia per quanto riguarda il prosciutto di San Daniele. Andiamo a vedere il servizio. Doc Dall'Ava, San Daniele del Friuli, la terra dei prosciutti, turismo, attività produttiva che si coniugano per la valorizzazione del territorio. E soprattutto, mi permetto di dire, storia, tradizione e cultura. Oggi ho avuto la fortuna di visitare il tempio del prosciutto, guardate, accompagnato dall'amico Carlo Dall'Ava che davvero come i prosciutti ha trasudato emozioni e passione per quello che sta facendo. Guardate, io non smetterò mai di ringraziare questi imprenditori che hanno dedicato con sacrificio la propria vita nel far conoscere il Friuli Venezia Giulia, i prodotti del Friuli Venezia Giulia un po' in tutto il mondo. Qua ci troviamo un'azienda che oramai vende in diversi paesi del mondo, ha dei magazzini importantissimi, quindi un'eccellenza, una vera eccellenza made in Friuli Venezia Giulia. Storia e richiamo turistico soprattutto dai paesi d'Oltralpe. Sì, e anche qui nulla è frutto o figlio del caso. Abbiamo un imprenditore che ha saputo, come dire, girare il mondo, che ha saputo traguardare oltre, che ha saputo cogliere quelli che erano i punti di forza, magari già presente in altri paesi, al fine di garantire anche ai nostri visitatori, ai nostri turisti, ai nostri corregionali, ai nostri compaesani, insomma dei servizi, e di fatto qua non siamo solo, come si diceva, in un prosciuttificio, c'è un ristorante, c'è un museo, ci sono tante emozioni, quindi vedete quanto è importante avere a che fare, avere a disposizione, avere la fortuna di avere nella nostra regione imprenditori davvero lungimiranti ed appassionati. Andiamo a chiudere con una notizia di cronaca che ci è appena giunta in redazione per un arresto di un latitante, un ex terrorista nero, Francesco Dante, condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'agente della polizia stradale Giovanni Di Leonardo nel 1985, sarebbe stato arrestato a Capodistria 3 giorni fa. Di lui si erano perse le tracce da Passascuro, vicino Fiumicino, dove abitava, dopo che la Corte di Cassazione aveva emesso una sentenza definitiva di condanna nei suoi confronti. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.